Buongiorno Sicilia, ben trovati, sono le 8 in punto e come sempre siamo pronti con la nostra trasmissione, tanta informazione, tanti ospiti e l'informazione buona parte grazie a Emanuela Corsi. Buongiorno Emanuela. Buongiorno Roberta, tra poco leggeremo i quotidiani, vedremo appunto quali sono le principali notizie di oggi in edicola. E noi cominciamo con il primo dei nostri servizi che ci racconta una bella notizia perché l'ISAB di Priolo, la grande raffineria, torna in mani italiane. Sentiamo. Il gruppo Ludoil ha raggiunto un accordo per acquisire l'ISAB di Priolo, polo strategico per la sicurezza energetica nazionale. Un'operazione che guarda al futuro tra bioenergie, occupazione e transizione green. Nel cuore industriale di Priolo Gargallo si apre quindi una nuova pagina per l'ISAB, il più grande complesso di raffinazione d'Italia. Il gruppo Ludoil della famiglia Maturo ha infatti sottoscritto un accordo con Goi Energy per acquisire la partecipazione nella società proprietaria della raffineria siracusana. Un passaggio che segna il ritorno sotto una guida italiana di un'infrastruttura considerata strategica per la sicurezza energetica del paese. L'operazione avverrà in due fasi. La prima riguarda il 51% delle quote ed è subordinata al via libera del governo attraverso la normativa sul Golden Power e alle autorizzazioni antitrust. Ma il progetto guarda già oltre il petrolio tradizionale. L'obiettivo annunciato è trasformare l'ISAB in una moderna multi-energy company, capace di integrare raffinazione, bioenergie avanzate e nuovi vettori energetici sostenibili. Un passaggio strategico che potrebbe rafforzare il ruolo della Sicilia come hub energetico del Mediterraneo, grazie anche ad investimenti già avviati nel polo industriale di Priolo. Sul fronte occupazionale l'azienda assicura la salvaguardia integrale degli attuali posti di lavoro e promette nuove opportunità legate a ricerca, innovazione e formazione. Sin qui nel nostro servizio di Desiree Ferlito, sui giornali Emanuela, che si dice? Sì, intanto questa notizia la vediamo anche sulla prima pagina della Sicilia, lo vediamo nel taglio basso, la raffineria torna italiana per metà la compravendita di ISAB, il complesso di raffinerie di ISAB e Priolo Gargallo passa di mano, se non del tutto per buona parte. Ieri la società campana Ludoil ha comunicato di avere un accordo per l'acquisto del 51% delle quote appunto societarie, il restante 49% rimarrà nelle mani di Goi Energy, il fondo italo-israeliano cipriota che nel 2023 ha acquistato ISAB dalla russa invece Lukoil. Adesso, prima che si possa brindare alla cosa fatta, bisogna attendere che il governo eserciti il Golden Power. E allora andiamo a vedere questa notizia proprio a pagina 13 della Sicilia, nella pagina dell'economia. Ludoil compra ISAB in attesa del governo. Il 51% della raffineria più grande d'Italia attende solo il Golden Power per tornare ad essere appunto italiana, patriota. E adesso cambiamo pagina, andiamo a Palermo, una situazione che appare di giorno in giorno quasi fuori controllo. Ieri c'è stata una operazione di polizia e carabinieri che hanno setacciato il quartiere dello Zen alla ricerca di armi. C'è stato un arresto, una denuncia per droga e alcune multe. Sentiamo. 100 uomini e donne di polizia e carabinieri hanno cinto d'assedio il quartiere Zen di Palermo alla ricerca di armi. La maxi operazione si è conclusa con un arresto e una denuncia per droga e 32 contravvenzioni per un totale di 25.000 euro. I controlli fra Zen e Sferracavallo continueranno, come ha stabilito il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. E questa la reazione della società civile e delle forze dell'ordine a intimidazioni, sparatorie e clima di tensione che si respirano fra Sferracavallo e Zen di Palermo, appunto. Una risposta concordata nel corso della riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tenuto nella giornata di martedì in prefettura e i cui effetti si dispiegheranno per giorni. Nessuna nuova zona rossa, ma maggiori controlli dinamici e un rafforzamento dei servizi sul territorio anche di notte sia al quartiere Sferracavallo che Zen. Positiva ma prudente la reazione di abitanti e commercianti della borgata di Sferracavallo. Io mi auguro che questa attività possa essere continuata nel tempo, specialmente in estate e la notte, soprattutto quando la borgata è più vulnerabile a questi attacchi. C'è bisogno di educazione, manca quello.
purtroppo. Intanto giovedì 28 maggio, fra 2 settimane, a Sferacavallo, come già avvenuto nei mesi scorsi allo Zen, sbarcherà la Commissione regionale antimafia. Si terrà una seduta pubblica di solidarietà e di vicinanza al quartiere, agli abitanti, ai commercianti. Già nella relazione al Parlamento regionale di 2 anni fa, ha ricordato il presidente Antonello Cracolici, si era manifestata la preoccupazione per la crescente circolazione di armi anche da guerra. E allora, dicevamo, una situazione davvero complicata, ogni giorno raccontiamo di sparatorie e certamente l'uso delle armi è diventato un punto focale. Emanuela, leggo un titolo emblematico. Sì, oggi il tema è di apertura sul giornale di Sicilia. Lo Zen finisce sotto assedio, controlli a tappeto alla ricerca di armi e droga dopo il vertice che si è tenuto in prefettura. La reazione dello Stato non si è fatta attendere. Dopo la lunga catena di intimidazioni a colpi di Kalashnikov e pistole, le forze dell'ordine si sono presentate in massa nella polveriera Zen per compiere controlli a tappeto alla ricerca appunto di armi e droga. Oltre 100 tra poliziotti e carabinieri, con la collaborazione dei vigili del fuoco, hanno organizzato posti di blocco e perquisizioni, verifiche sui pregiudicati e ispezioni nei garage dei palazzoni. E poi vediamo a Sferacavallo l'orefice appunto in processione a Sferacavallo nel deserto. L'arcivescovo chiede una reazione generale contro le violenze. Andiamo a vedere all'interno di Repubblica Palermo questa notizia: blitz allo Zen, caccia delle armi, ma dei Kalashnikov però non c'è traccia. Il prefetto Mariani alla riunione dell'osservatorio: chi decide di denunciare deve sapere che avrà lo Stato al suo fianco. E qui vediamo appunto uno dei momenti durante queste ispezioni dei poliziotti alla ricerca di armi nel quartiere palermitano. E poi andiamo a vedere, no, ci fermiamo qui con questa notizia e poi andremo avanti con le altre. Sì, ci andiamo subito. Emanuela, avevi già cliccato la notizia che riguarda Mondello, dunque restiamo a Palermo, nel palermitano. La spiaggia di Mondello è stata ed è tuttora oggetto di un pacifico stazionamento, possiamo dire così, di un gruppo di persone capitanato da Ismaele Lavardera. È la dimostrazione e la volontà di manifestare il fatto che la spiaggia può essere gestita dal comune, c'è la regione, insomma oggi è la giornata del verdetto del Consiglio di Giustizia Amministrativa sulla gestione alla italo-belga. Intanto il servizio. Accampati in spiaggia in attesa dell'udienza del CGA sul litorale di Mondello. Ismaele Lavardera, leader di Controcorrente, assieme a Matteo Alisei, presidente di Più Europa, ha iniziato occupando simbolicamente la spiaggia mondelliana il suo countdown verso l'udienza del Consiglio di Giustizia Amministrativa sulla revoca della concessione della spiaggia alla società italo-belga. Non pensavamo ci fosse lo sfondo della mafia dietro questa partita, purtroppo però c'è, e quindi domani noi ci auguriamo che il collegio del CGA tenga conto che il comune e la regione si stanno muovendo. Non è vero che ci sarà, come dire, la paura di non riuscire in qualche modo a dare un'alternativa vera a questa spiaggia. Ecco il senso di questa nostra manifestazione pacifica. Sono gli ultimi momenti appesi prima dell'estate ormai alle porte. La vera risposta l'hanno data i cittadini siciliani e palermitani, che in queste settimane hanno fatto esattamente il contrario di quello che si raccontava. Non ci sono stati problemi, sporcizia, c'è stato ordine, c'è una spiaggia bella come non mai, dove i cittadini hanno potuto accedere senza alcun vincolo, senza alcuna pressione, senza costi assurdi. Ecco le interviste registrate ieri anche ad Ismaele Lavardera, ma oggi ci andremo a Mondello. Emanuela, allora. Sì, siamo in attesa di questa udienza, di cosa deciderà appunto il CGA su italo-belga. Intanto andiamo a vedere sulle pagine della Sicilia. Mondello, oggi il giudizio via
all'udienza del CGA sulla revoca appunto alla società italo-belga. I giudici riuniti per decidere sulla storica concessione e poi la veglia di Lavardera sul litorale, quest'ultima iniziativa del deputato di controcorrente che si è a lungo battuto appunto per liberare Mondello, pronti a restituirlo ai palermitani. Queste sono le parole appunto di Lavardera, che vediamo qui in questa foto assieme ad un gruppo di manifestanti, dicevamo, e abbiamo sentito anche nel servizio una manifestazione pacifica. Andiamo a vedere anche su Repubblica Palermo. Mondello veglia per la spiaggia in attesa della decisione appunto del CGA. Il leader di controcorrente e il presidente di Più Europa hanno passato la notte sul Lido, oggi la pronuncia dei giudici amministrativi. Ieri pomeriggio c'era una spiaggia dove al momento formalmente, ricordiamo, in vigore la concessione della società italo-belga, che negli scorsi giorni ha pure iniziato le operazioni di sistemazione dell'arenile nonostante l'attesa udienza del CGA. Chiaramente c'è una situazione di incertezza, ma è anche vero che bisogna pur prepararsi a questa stagione estiva che ormai è imminente, alle porte. Una spiaggia già piena di turisti naturalmente e libera da sdraio, lettini e ombrelloni che a metà maggio normalmente occuperebbero gran parte dell'arenile. Vogliamo dimostrare ancora una volta come questa spiaggia sia pronta a vivere un'estate aperta alla libera fruizione e non gestita dalla italo-belga, ha detto Matteo Alissei di Più Europa, che appunto ha manifestato ieri assieme a, dicevamo, Ismaele Lavardera. Allora, grazie Emanuele. Adesso apriamo, diciamo, il versante antivirus, perché c'è stato si è capito, insomma, che la donna che era ricoverata al Policlinico di Messina, la paziente argentina ricoverata, è negativa ai test sull'antivirus. Si tratta di una polmonite, ma con questo naturalmente apriamo una pagina dedicata a questa attenzione su questo virus del quale si parla tanto. Ecco. È risultata negativa all'antivirus la paziente ricoverata al Policlinico di Messina per una polmonite sospetta. Il campione prelevato sulla donna è stato analizzato con le strumentazioni più moderne allo Spallanzani di Roma, riferimento nazionale per test su malattie infettive complesse o rare, come quello per l'antivirus. Sono state effettuate analisi del sangue e dalle urine specifiche mirate a rilevare anticorpi o materiale genetico del virus. La 49enne argentina era arrivata domenica scorsa al pronto soccorso del Policlinico messinese per una sospetta polmonite e ha dichiarato di provenire da una zona endemica dell'Argentina, seppure non avesse avuto contatti con gli altri casi di antivirus sinora riscontrati. Era stata quindi immediatamente posta in biocontenimento già al primo accesso nell'area di emergenza, per poi essere trasferita nel reparto malattie infettive, dove ha proseguito le terapie sempre in isolamento. Pur non rientrando nella definizione di caso sospetto, però, gli operatori sanitari hanno seguito il protocollo previsto dalla circolare del Ministero della Salute e a scopo precauzionale per completezza diagnostica si è proceduto a contattare lo Spallanzani, che ha ritenuto opportuno l'approfondimento diagnostico, e questa mattina è giunta anche la conferma che il test è negativo. Allora, il test è negativo e dell'antivirus però inevitabilmente si parla tra preoccupazioni e tentativo comunque di tranquillizzare. Che cosa dicono i giornali oggi? Allora, vediamo Repubblica Palermo. Virus, allarme rientrato, ma la procedura è pronta. Gli esperti, niente panico. Negativa la turista argentina ricoverata a Messina, che appunto faceva pensare ad un sospetto caso di antivirus. Fortunatamente poi sono arrivati gli esiti dallo Spallanzani di Roma, il test era negativo. La Regione ha inviato una circolare alle ASP, rafforzare la vigilanza. E poi sindacati preoccupati per la tenuta del sistema in caso di emergenza. Negli aeroporti e nei porti siciliani non sono scattati comunque controlli straordinari. C'è anche un infettivologo che parla sulle pagine di Repubblica Palermo, dice bene la prevenzione, ma in Sicilia il pericolo di epidemie è basso. Queste sono le parole di Enzo Massimo Farinella, infettivologo ed ex primario di malattie infettive al Covid Hospital Cervello, che invita alla cautela ma rassicura: in Sicilia appunto il rischio resta molto basso, perché chiede
Repubblica, perché il ceppo Andes dell'antivirus, che ricordiamo è quello più pericoloso, quello emerso appunto nei recenti focolai, è legato a roditori presenti in aree specifiche dell'Argentina e del Cile, che non esistono nel nostro territorio. Il contagio avviene soprattutto attraverso l'inalazione di polveri contaminate da feci di roditori infetti. Quindi il pericolo riguarda soprattutto chi arriva da quelle zone, chiede il giornalista, sì, ma esiste già un monitoraggio attento da parte delle autorità sanitarie sui casi sospetti e sui contatti. Per quanto riguarda quanto è contagioso questo virus, non si diffonde facilmente, dice l'esperto, come il Covid, servono contatti stretti e prolungati. E ricordiamo che con il Covid era facile appunto infettarsi e quindi bisogna rimanere per esempio nello stesso ambiente chiuso per molte ore a contatto con un soggetto infetto, ad esempio un lungo viaggio aereo, seduti fino a 2 file di distanza. Rispetto al Covid è un virus più aggressivo, alcuni ceppi possono provocare insufficienze respiratorie o renali importanti, la letalità è stimata attorno al 20%, in alcune zone arriva al 30%, però bisogna distinguere la gravità clinica dalla capacità di diffusione che invece è contenuta. Queste appunto le parole di un esperto. Sulla Sicilia di oggi c'è un altro virologo che parla contagiosità limitata, ma fino a giugno serve molta prudenza. Parla Rezza che dice una situazione sotto controllo, nessun segnale di mutazioni. E poi dal Ministero intanto arrivano tutte le misure di prevenzione, i contatti a rischio, prevedere mascherine e distanza di 2 metri, insomma sembra un po' di ritornare indietro di alcuni anni con quello che abbiamo già vissuto con il Covid, quindi il piano sanitario è più o meno sempre lo stesso. Andiamo a vedere la Gazzetta del Sud, quindi andiamo a vedere tutte le prime pagine, appunto Gazzetta del Sud che apre proprio con l'antivirus perché il caso sospetto si trovava a Messina, nessuna positività, sospiri di sollievo sullo stretto, test negativi per la turista argentina ricoverata a Messina per polmonite, per il 25enne invece di Villa San Giovanni in Calabria. Il ceppo virale non è mutato, il sindacato dei medici ospedalieri, non c'è rischio reale di diffusione nel nostro paese, ma se avvenisse il sistema sanitario non reggerebbe una nuova pandemia. Quindi diciamo questo è l'aspetto che preoccupa di più. E poi a Bordeaux casi di gastroenterite su un'altra nave, una vittima e 1700 persone isolate. Vediamo le altre notizie. L'ARS stoppa le assunzioni nella fase elettorale, il centro-destra va in tilt, approvata la norma proposta dall'opposizione, un altro schiaffo alla maggioranza. E poi una storia triste, una bimba che non ce l'ha fatta, non è riuscita a sconfiggere la malattia, addio ad Alessia, la piccola tifosa del Palermo che ha unito l'Italia, aveva 8 anni e per tutta la vita ha lottato contro un male incurabile. Qui la vediamo assieme a un calciatore del Palermo, Jacopo Segre, che l'aveva un po' adottata questa bambina, era sempre con lei. Alessia appunto era una tifosa speciale dei Rosanero. E poi andiamo a vedere anche la prima pagina della Sicilia, anche qui vediamo antivirus, test negativi ma allerta, non reggeremo una pandemia, nessun contagio, i medici ospedali in affanno. E poi a proposito di Covid, sentenza a Catania, contagio e morte, condannato un ospedale, l'ospedale. Vediamo ancora la regione, Schifani maglia nera, a Roma il dopo di lui sul tavolo dei leader. Secondo la classifica SWG sul gradimento dei governatori, Schifani praticamente è ultimo. E poi all'ARS, come abbiamo visto, sia al blocco assunzioni il centrodestra si piega e spunta il dossier ASP con i posti che sono stati dati ai parenti di.
E poi vediamo ancora nel taglio basso, asse con l'Unione Europea, Italia e Sicilia così salvano i fondi PNRR non spesi in questi giorni. I quotidiani si sono occupati tanto di questo tema, cioè soprattutto in Sicilia si è molto indietro con la spesa appunto di questi fondi del PNRR. Vediamo la prima pagina sempre sulla Sicilia di Palermo e provincia, appunto nel taglio alto vediamo questa bella bimba che purtroppo è scomparsa, Alessia, l'ultimo coro. C'è la città in lacrime, Palermo, dolore per la scomparsa della bambina di 8 anni, amata per la forza e il sorriso. In migliaia l'hanno salutata allo stadio. E poi il blitz allo Zen che abbiamo visto dopo la stretta alla ricerca dei Kalashnikov. Vediamo nel taglio basso, si parla del festino di Santa Rosalia, il carro sarà firmato da un archistar. Ancora altre notizie. L'omicidio di De Luca, il 16enne chiamò il padre. Stiamo parlando dell'omicidio avvenuto in via Buon Pensiero, questo 16enne che ha ucciso un uomo, un ex infermiere in pensione, dicendo ha tentato un'aggressione sessuale nei miei confronti e mi sono difeso. Andiamo a vedere la pagina di Catania e provincia. Intanto rifiuti, rigettato patteggiamento per l'ex direttore della SRR Caruso. Secondo il GUP bisogna contestare la corruzione per la falsificazione dei formulari. E poi una storia che è accaduta in piazza Borsellino, vediamo gli archi della Marina sullo sfondo, prima gli insulti omofobi, poi un cazzotto in faccia, una ragazza è stata aggredita dal branco in pieno giorno, un'altra aggressione ai danni di una giovane, dopo essere stata colpita dai bulli, la fuga poi sul bus. Velocemente andiamo a vedere anche la prima pagina di Repubblica Palermo e allora vediamo la politica regionale in primo piano. Ars, il centrodestra si divide, passa il blocco delle assunzioni, sì all'emendamento di Cracolici del PD che vieta i contratti nelle partecipate fino al voto del 2027. Battuta la maggioranza, l'MPA ha sostenuto la norma, 30 milioni poi contro il carburanti stanziati appunto dalla regione per contenere quella che è un'emergenza non solo regionale ma nazionale. E poi vediamo PNRR per i nuovi ospedali, la regione tenta il rush, monitoraggio ogni 72 ore, anche qui la raffineria di Priolo torna in mani italiane, abbiamo detto che Ludoil ha firmato l'accordo. Poi addio alla piccola Alessia, il racconto di questa bimba che è scomparsa ieri in migliaia per salutarla. La mamma lascia amore, mi scrivono da tutto il mondo. Vediamo ancora un'altra prima pagina e allora vediamo il Giornale di Sicilia. Avevamo già visto l'apertura appunto legata a questo blitz, maxi blitz allo Zen, ma vediamo anche qui questa notizia che arriva dall'Ars, blocco assunzioni sì, maggioranza a terra, gli assessori chiedono aiuto all'opposizione e irritano Fratelli d'Italia. E poi per la cronaca, sangue sulle strade dell'isola, Palermo, donna travolta dal tir mentre un motociclista muore a Paceco. Il tecnico dell'ospedale di Trapani, Luciano Crapisi, aveva ottenuto il posto fisso pochi giorni fa, quindi una beffa del destino. Allora, continueremo tra poco, sì, naturalmente con la seconda parte della rassegna stampa. Prima di andare a vedere le immagini che arrivano dalle strade di Catania, c'è una notizia, sempre restiamo a Catania, la polizia ha fermato 2 corrieri della droga, una coppia, un uomo e una donna provenienti dalla Calabria, con 28 kg fra cocaina e hashish. I 2 che viaggiavano a bordo di 2 auto, c'era in una anche un minore, sono stati fermati al casello di San Gregorio. All'interno delle auto erano stati nascosti 9 panetti di cocaina, 22 di hashish. I 2 corrieri sono stati arrestati per detenzione di sostanza stupefacente. La droga è stata sequestrata. Andiamo a vedere il traffico della città di Catania attraverso alcuni punti nodali. Questo è l'ex Tondo Gioeni che vediamo in un'immagine piena che dimostra come sempre un flusso piuttosto importante di veicoli che comunque proseguono, seppur insomma ad andamento lento, ma proseguono
sono. Vediamo un po' di verificare l'altra delle telecamere che abbiamo attivato sulla città. Questo è il via Vincenzo Giuffrida, autofermi al semaforo, ma certamente notevole appunto come sempre l'afflusso in entrata in città, un po' meno in uscita, anche se il semaforo insomma rosso forse falsa un attimo il tappeto di macchine che certamente normalmente siamo abituati a vedere. E poi eccolo qua, il nodo, quello che ci preoccupa sempre di più, questo tratto di circonvallazione proprio in prossimità anche della nostra sede, vi diciamo francamente, anche quella che poi è la confluenza dell'uscita dal viale Mediterraneo. Le macchine qui oggettivamente cominciano a far denotare i consueti segni di fermo, quasi fermo, si percorre davvero poca strada in tanto tempo. Andiamo a vedere l'Etna, bellissima cartolina, Emanuela, la neve si sta inesorabilmente sciogliendo, ci sono degli sprazzi, il tempo è bello, il cielo è terso. Andiamo a vedere l'Etna però dalla versante che ci mostrano le nostre immagini Taormina, ecco qua, da Taormina vediamo appunto l'Etna, anche lì pochissima neve. Mi dicono dalla regia, ringrazio ovviamente, abbiamo anche un'altra bella immagine che è quella del litorale della Playa. Ecco, questo è al momento ciò che abbiamo voluto raccontarvi delle strade, dei luoghi anche un po' da cartolina della città di Catania. Ci fermiamo per una pausa e torniamo tra poco. Dopo una brevissima pausa siamo tornati a Buongiorno Sicilia, giusto il tempo di dare la linea a Emanuela Corsi, seconda parte della nostra rassegna stampa. A te Emanuela. Sì, ripartiamo dal Corriere della Sera per questa seconda parte della nostra rassegna. Intanto vediamo in primo piano il viaggio di Trump in Cina alla ricerca di un dialogo con Xi Jinping per sbloccare i dazi e Hormuz, tappeto rosso e bandierine per il presidente degli Stati Uniti, che ha scelto per questo viaggio di essere affiancato da 17 menti brillanti, da Elon Musk a Tim Cook, al seguito appunto del presidente americano. Lo vediamo in questa foto assieme alla vicepresidente cinese Han Zheng. E poi invece ieri il Premier Time al Senato, Meloni che ha parlato a 360 gradi di tutti i temi, sfida su tasse e salari, porte aperte al confronto, ha detto rivolgendosi alle opposizioni, e poi scontro con Renzi e PD. E poi c'è stato l'annuncio della legge sul nucleare entro l'estate, avanti con le misure per famiglie e imprese. Oggi c'è un'intervista dell'Ishline che ribadisce un governo rinchiuso nel palazzo. Vediamo un'altra notizia, cambiamo decisamente argomento perché vediamo l'Inter in festa per la seconda volta dopo la vittoria dello scudetto, adesso un altro trionfo, la 10ª Coppa Italia, la finale a Roma, Lazio KO, Milan, rottura invece tra Ibra e Allegri. E poi l'antivirus, virus negativi, primi esami sui casi sospetti isolati in Italia, tema che abbiamo già approfondito nella prima parte della nostra rassegna stampa, visto che c'era un sospetto contagio a Messina. Vediamo la Repubblica di oggi, Meloni, la grana Consob, maggioranza spaccata, Freni rinuncia alla corsa per l'organismo di vigilanza del mercato, Lega contro Forza Italia, la Premier al Senato, dialogo con chi vuole bene all'Italia. E la Schlein che dice il governo ha fallito, ma ci sono anche le parole di Renzi che sono state anche abbastanza dure, siete come la famiglia Adams, ha detto Renzi. E poi Trump incontra Xi in missione con le big tech, dicevamo, assieme a 17 numeri 1 delle big tech americane. E poi questa foto con la principessa Kate che visita il nostro paese, a Reggio Emilia il sorriso di Kate tra i bambini. Kate posa il suo sguardo su questo popolo che chiede selfie e carezze e porge neonati alla principessa. Questo appunto
il caloroso abbraccio degli italiani, soprattutto a Reggio Emilia, nei confronti di Kate. Questo è il primo viaggio della principessa dopo la malattia. Vediamo la stampa di oggi. Trump vertice con i miliardari, Donald in Cina accompagnato da 17 big dell'economia, l'apertura di Pechino, pronti a collaborare ad accogliere il tycoon all'aeroporto, però non c'era il presidente appunto Xi Jinping ma il vice, e poi la paura di Taiwan, noi agnelli sacrificali. Vediamo le altre notizie. Intanto eravamo ragazzini, vediamo questa foto nel taglio centrale, inizia la 38esima edizione del Salone del Libro di Torino, Carrere e Carofiglio raccontano la scommessa della loro vita. E poi il giallo di Garlasco che diventa un caso politico con le parole del ministro Nordio, condanna di Stasi un paradosso, Nordio e le leggi riscritte à la carte. Vediamo Avvenire di oggi con questo titolo in primo piano: duello sulla crescita, Meloni difende i risultati del governo e punta sul piano casa per aiutare le famiglie, ma le incertezze internazionali preoccupano. L'ipotesi di una cabina di regia comune, un premier time burrascoso al Senato, Baldassarri serve una scossa, torniamo al nucleare. E poi nel taglio alto vediamo operazioni con la torcia del cellulare, la sanità collassa a Cuba, l'allarme già in difficoltà per le carenze del regime, l'ultimo blocco dei flussi di petrolio dall'estero ha fatto precipitare la situazione appunto a Cuba, tema di cui oggi si occupa Avvenire. E poi vediamo lavoro, i giovani scelgono lo stipendio emotivo. Il resto del Carlino, vediamo intanto Meloni che sfida l'opposizione, dialogo a favore dell'Italia, la Premier sollecita il confronto con la minoranza e annuncia il via libera al nucleare entro l'estate, ma è scontro su tasse e super bonus, uno scontro con Giuseppe Conte, con appunto questi bonus per la casa, soprattutto il super bonus che è stato un cavallo di battaglia del governo Conte, ma che si è rivelato un salasso per le casse dello Stato. La Meloni ieri ha detto finiremo di pagare nel 2027. E poi Renzi che va all'attacco, il governo è come la famiglia Adams. Anche qui vediamo Kate attorniata dai bambini a Reggio Emilia nel regno degli asili, bagno di folla per la principessa del Galles, Kate Middleton in Italia per studiare il modello Reggio Emilia appunto sugli asili. E poi vediamo nel taglio alto a Pesaro, Riccardo è scomparso dietro fronte sulla diga, non sarà svuotata la madre, contano di più i pesci, madre che vuole trovare il corpo del figlio. E poi ad Ascoli un'altra madre che parla, si sfoga, la mamma di Matteo, mio figlio morto, quella vasca è una trappola, il ragazzo che è stato risucchiato in una piscina. E poi vediamo ancora nel taglio basso il ministro Nordio che entra nel dibattito del giallo di Garlasco. La condanna di Alberto Stasi è paradossale. Perché è paradossale? Lo spieghiamo. Alberto Stasi era stato giudicato innocente in primo grado, in appello, poi la Cassazione ha rimesso tutto in discussione e poi si è arrivati ad una condanna in terzo grado. Dubbi sull'iter giudiziario, Garlasco un caso mai visto, queste le parole appunto del guardasigilli. Vediamo anche l'Inter che raddoppia su alla Coppa Italia, dopo lo scudetto batte anche la Lazio. Si torna a parlare dei dossieraggi. C'è un'altra inchiesta sui poliziotti spioni, tanti nomi noti sono finiti appunto al centro di queste intercettazioni, venduti dati su Giulio Cesar, Britti e Lori del Santo, il procuratore di Napoli Gratteri, pubblici ufficiali infedeli. Andiamo al Messaggero di oggi. Meloni sfida sull'economia, il confronto in Senato, duello con le opposizioni in aula, come abbiamo già visto, la Premier rivendica i risultati su salari, debito e tasse, dialogo con chi vuole bene all'Italia, botta e risposta con la sinistra, sui costi appunto del super bonus, i segnali a Calenda, scontro invece con
Renzi. E poi la Lazio non fa miracoli all'Inter, la Coppa Italia. Anche qui vediamo il viaggio di Trump a Pechino dopo un lungo braccio di ferro appunto tra Stati Uniti e Cina, una guerra anche basata sui dazi. Adesso invece Trump cerca l'asse con Xi. E poi l'analisi sulle terre rare, così la Cina ha disarmato gli Stati Uniti. Vediamo antivirus, in Italia non c'è nemmeno un contagiato. E poi Garlasco, Nordiolo, legge da cambiare. Sempio, assediato, lascia prima Roma. E poi i Poggi pronti a restituire il risarcimento di Stasi qualora appunto Stasi venisse riconosciuto come innocente e invece venisse acclarato che appunto Sempio è l'assassino di Chiara Poggi. Però ricordiamo Poggi, famiglia Poggi, che finora ha sempre blindato non solo Sempio, ma anche questa sentenza, e non ha mai avuto dubbi, non ha mai vacillato sul fatto che l'assassino appunto della figlia fosse l'ex fidanzato Alberto Stasi. Vediamo il Giornale, in alto la sfida Trump-Xi, dal tech all'Iran, il presidente statunitense in Cina tra dialogo e nodo dazi, e poi Meloni via alla fase 2, l'Italia che voglio, sinistra solo debiti, dalla premier silettata a Conte sui danni del superbonus, poi rilancia sul nucleare. Ancora il caso Garlasco, i 21 indizi contro Sempio. Era risentito per Chiara, oggi vengono appunto pubblicati i 21 indizi che farebbero di Sempio l'assassino. Ancora il Sole 24 Ore, velocemente vediamo partita IVA, più tempo per il concordato, allentata la stretta sui pagamenti della pubblica amministrazione, patto entro il 31 ottobre, professionisti penalizzati per cartelle da 5.000 euro e poi rottamazione quinquies per IMU, Tari e multe, domande entro ottobre. Ancora 2 titoli e poi ti restituisco la linea, Roberta. Intanto vediamo il manifesto, manca tanto. Vediamo Meloni ieri in Senato per il Premier Time. Meloni risponde alle interrogazioni della maggioranza e delle opposizioni e mostra di non avere idee per affrontare la crisi, scrive il manifesto. Pure io faccio la spesa, vedo tanto affetto, assicura. Ma anche la presa sulla coalizione si allenta e la strada per finire la legislatura è ancora lunga. Ultimo titolo, l'Unità, altro che piano casa, quindi ancora Meloni in primo piano, niente per i senza tetto, un affare per chi specula. Grazie Emanuela. Prima di fermarci per una pausa, notizia che arriva dalle agenzie, siamo a Catania, l'ordigno rudimentale non ha funzionato ed è fallito così l'assalto allo sportello dell'ATM dell'ufficio postale di via Canfora. I banditi con il volto travisato avevano tentato di fare esplodere appunto la cassaforte del Banco Posta, senza riuscirci. Appunto i malviventi sono fuggiti. Ci fermiamo, c'è una pausa e torniamo con il primo dei nostri ospiti a Buongiorno Sicilia. E siamo tornati in studio Buongiorno Sicilia, ospitiamo con immenso piacere il professore Rosario Faraci, professore docente di economia e gestione delle imprese all'Università di Catania. Ben trovato, un grande piacere sempre, perché insomma lui è in grado di comunicarci delle cose a volte anche un po' complesse, ma con una capacità di farle diventare semplici, che è già una bellissima cosa nella comunicazione al nostro pubblico. Di cosa parliamo? Con l'ostetrico delle start-up, perché così è stato definito dai suoi studenti, parliamo davvero di queste meravigliose start-up. È tutto oro quello che luccica? È tutto, come dire, sono i numeri a dover dare il segnale di un successo in questo tempo storico in cui mostrare, come dire, i numeri, follower, gradimenti, cuoricini, sembrerebbe appunto la regola del successo. Secondo l'editoriale che ha scritto il professore Faraci sul quotidiano La Sicilia, non è esattamente tutto oro quello che luccica, è così? Assolutamente, intanto grazie per l'invito. Io un po' provocatoriamente oggi parlo di metriche della vanità e dico attenzione a non cadere nella trappola delle metriche della vanità, che sono quelle che un autore che nel 2011 scrisse un libro sulle start-up, Eric Ries, definiva quei numeri che
in realtà non dicono nulla da un punto di vista sostanziale, sono numeri di apparenza, quindi per esempio sui social i follower, i like, il tasso di engagement, che spesso però poi non si concretizza in risultati concreti. Se noi consideriamo una pagina che c'è stata in Italia tra il 2023 e il 2024, ovvero il crollo dei numeri della Digital Company di Chiara Ferragni, nonostante i suoi 30 milioni e passa di follower, questo sta a significare che la visibilità, cioè il far sapere, deve andare di pari passo con il fare, il saper fare e il saper essere. Sembrano giochi di parole, ma in realtà non sono così. Ecco, in questo senso dico attenzione al rischio di cadere nella trappola della vanità, perché mi è capitato, lo devo dire, di vedere qualche startup costituita magari da 3-4 anni che, pur avendo grande visibilità, avendo ottenuto premi e riconoscimenti, ancora non fa traction, si dice in termini tecnici, fatturato, soldi. E questo chiaramente per un'impresa non è una buona cosa, sia che si chiami startup, nuova impresa o impresa esistente. Quindi attenzione, i numeri hanno una loro importanza. Ecco, di contro però dobbiamo sempre ricordarci che farsi conoscere è fondamentale, no? Certo. Per cui il rischio è che ci si fa tanto conoscere, ma di base non c'è poi la sostanza giusta per portare avanti un'impresa di vero successo, ma c'è anche il rovescio della medaglia. Non essere in grado di farsi conoscere a sufficienza può rischiare di far penalizzare invece delle imprese che hanno un contenuto importante, è vero? Assolutamente, un potenziale importante, un grado di innovazione tecnologica importante. E in questo senso i luoghi nuovi nei quali fare impresa, gli incubatori, gli acceleratori, in Italia ce ne sono 250, di cui 73 certificati, l'Università di Catania ha anche un suo spazio di incubazione che si chiama UCube, servono proprio a questo, cioè a dare la giusta visibilità a chi sta partendo con un progetto imprenditoriale innovativo, ricordiamo che le start-up devono essere innovative, e quindi ha bisogno di farsi conoscere, di entrare nella rete delle collaborazioni con imprese, con finanziatori, con investitori. Questo è assolutamente importante, ma ripeto, non dimentichiamoci del fatto che soprattutto in un momento, ma questo vale anche per i politici, attenzione, non è che vale solo per gli influencer o gli start-upper, l'uso eccessivo della comunicazione fine a se stessa diventa autoreferenzialità e propaganda di sé. Questa è una testata che fa informazione, non comunicazione, quindi è importante distinguere anche quella che è la giusta informazione, anche quando si fanno piccoli passi, da una comunicazione che spesso diventa poi eclatante, per cui tu guardi qualche startup e dici: ma dove stanno i numeri? Dove sono i dipendenti? Dove sono i collaboratori? C'è un luccichio, diciamo, no? Di dati che sono le metriche della vanità. Ma ci si riferisce sempre al lavoro sui social in questo caso, cioè queste metriche vengono attuate prevalentemente in quell'ambito, no? Non solo, non solo. I social sono importanti perché danno come dire, la possibilità a chi veramente è nuovo di crearsi un capitale simbolico, ma poi questo capitale simbolico deve diventare capitale culturale, sociale, deve diventare capitale economico. Se questo manca, tu hai una reputazione altissima, una grande visibilità che poi magari utilizzerai per altri fini, anche di, come dire, appunto diventerai un influencer, ma fare l'imprenditore è una cosa diversa. Quindi attenzione, questo tema va ribadito anche da parte di chi, come nel mio caso, è stato definito simpaticamente l'ostetrico. Io le faccio nascere, però poi ci vogliono famiglie sane che le facciano crescere. Non può far tutto lei. Assolutamente, né tantomeno posso ascrivermi questa funzione. Ecco, sicuramente l'Università di Catania forma, no, delle professionalità in questo senso. Chissà lei quanti, no, quanti giovani studenti avrà avuto davanti che magari avranno parlato in modo entusiastico di un progetto, di un'idea. Lei riesce subito a capire se dietro c'è una personalità in grado di sostenere un'idea valida? Ci sono dei segnali, ecco, intendo questo. Assolutamente sì, perché ci vuole una capacità di ascolto, bisogna mettersi in ascolto,
i giovani hanno una sana voglia di protagonismo, che è cosa diversa rispetto alla vanità di cui parlavo prima, una sana voglia di protagonismo, di mettersi in gioco, quindi li devi ascoltare, devi capire, devi guidarli. Io ho svolto questo lavoro, ho svolto questa funzione in Ateneo per 12 anni, adesso ci sono altri colleghi che stanno portando avanti questo ruolo e soprattutto c'è l'incubatore, questo spazio che è stato inaugurato a giugno dello scorso anno, per il quale io tanto mi sono battuto, perché sapevo che luoghi come questi favoriscono la cosiddetta contaminazione. La contaminazione significa anche una contaminazione multidisciplinare, lo studente di ingegneria con il professore di economia, con il dottorando di chimica, quindi si crea una multidisciplinarità che non si ritrova nel mondo delle imprese tradizionali. Quindi bisogna mettersi in ascolto e aiutarli a crescere, ma questo non può farlo solo l'università. L'università è un abilitatore, si dice così, dell'ecosistema. Nell'ecosistema devono fare la loro parte i finanziatori, gli investitori, il soggetto pubblico e non ci dimentichiamo delle imprese, perché come dire, l'ostetrico le ha fatto nascere le start-up, ma se il sistema delle imprese a Catania come in Sicilia non sostiene questo movimento, significa che guarda questi ragazzi che fanno attività imprenditoriale e dice ok, stanno giocando a fare imprese. E infatti il pericolo probabilmente potrebbe proprio essere quello, professore, cioè gli investitori al cospetto di questa metrica delle vanità sono in grado forse di riconoscere la mera vanità e magari prendono un po' sotto gamba questo mondo che si palesa davanti a loro. Esatto, per questo bisogna mettere in guardia le start-up dal rischio della vanità, perché perdono l'opportunità poi di interloquire con soggetti importanti. Gli investitori guardano ad altre metriche, vogliono vedere se un'innovazione ha una sua maturità, un grado di maturità, si chiama TRL, se la start-up sta provando ad acquisire nuova clientela, quanto costa questo, che tempi hanno di ritorno della liquidità che loro mettono a disposizione. Questo sicuramente è importante. Dall'altro lato però, lo ribadisco, in Italia il fenomeno che viene chiamato corporate venture capital, cioè l'apporto delle imprese esistenti al capitale delle start-up, è tra i più bassi al mondo. E questo va sottolineato, non possiamo sostenere solo le imprese esistenti nei vari settori in cui operano anche grandi imprese, quando queste, al momento di guardare poi ai giovani, le guardano un po' con sospetto. Quindi il tema va affrontato rimproverando gli start-up quando eccedono nella vanità, ma rimproverando anche le imprese e gli altri attori dell'ecosistema quando non sostengono questo movimento. Senta, lei mi ha detto quando è venuto, ha detto, ma non parliamo magari proprio di numeri, perché se ci fermiamo a quelli forse siamo solo contenti, perché in effetti il Mezzogiorno, la Sicilia manifesta un proliferare di idee, è vero? Sì, c'è un rapporto che è stato pubblicato a ottobre dello scorso anno, richiamato dal quotidiano La Sicilia nelle scorse settimane, e fa riferimento ad uno studio del professore Capuano svolto per conto del Senato della Repubblica, l'Ufficio Valutazione Impatto, e parla di una crescita positiva in questi 10 anni, nel periodo 2013-2023, che riguarda anche il Mezzogiorno, che riguarda anche la Sicilia, seconda regione dopo la Campania rispetto appunto su questo tema, con un valore della produzione cumulata di qualche miliardo di euro, quindi i numeri sono buoni da un lato. Dall'altro lato però abbiamo anche il dovere di dire, e lo sottolineiamo stamattina, che sono micro realtà che mediamente fanno 11.000 euro di fatturato, cioè nulla, che come dire, spesso sono in perdita, ma sono in perdita perché nelle fasi iniziali bisogna avere pazienza per le start-up. Esatto, è proprio l'ultima cosa che volevo chiederle, è proprio la tematica del tempo, cioè probabilmente questo momento storico e nel rapporto poi con le metriche della vanità si pensa al raggiungimento di un obiettivo in tempi rapidissimi, non è mai così, cioè un successo si costruisce nel tempo? Un successo si costruisce nel tempo, in generale, nel lavoro, in politica, eccetera. Io certe volte dico, poi sì, ho bacchettato oggi gli start-upper dicendo attenzione alla vanità, ma poi la vanità dei politici con l'effetto annuncio è, come dire, deleteria molte volte, no? Effetto annuncio, come dire, e poi amplificazione notevole, spesso, come dire, involontariamente anche sostenuta dai media. Io invece vedo nel fenomeno delle start-up un altro aspetto che è importante dal punto di vista sociale e culturale. Attraverso queste nuove imprese innovative, i millennials, quindi i giovani sotto i 40 anni, hanno avuto modo in questi anni di o lasciare il lavoro esistente e dedicarsi all'impresa
o attraverso la start-up farsi conoscere nel mondo del lavoro. I centennials, cioè la generazione Z, oggi la sta utilizzando come occasione per ribilanciare il cosiddetto work-life balance, la vita lavorativa con la vita personale. La start-up mi dà la possibilità di gestirvi meglio il tempo, di dedicare il giusto tempo al lavoro, ma tanto tempo anche a se stesso, qualcosa che le generazioni precedenti, la mia per esempio, non conosceva, perché la mia generazione è una generazione che nel work-life balance è tutta sbilanciata sul lavoro. Sul lavoro, assolutamente. Prof, abbiamo finito il tempo, cioè io non ci credo, ma l'abbiamo finito anche da un po', per cui la ringrazio tantissimo. Grazie. Buon lavoro a lei, buon lavoro a tutti gli start-upper, Certo. che dovranno assolutamente come dire, considerare un tesoro queste parole che ovviamente lei pronuncerà durante i suoi momenti di insegnamento con gli studenti all'Università di Catania. Grazie ancora, professore Faraci, e noi a questo punto ci mettiamo all'ascolto delle previsioni del tempo e poi andiamo a Mondello. A tra poco. Ben ritrovate questo nuovo appuntamento con Trebi Meteo per la giornata di giovedì 14 maggio. Sul nord Italia nuova perturbazione responsabile di piogge, rovesci e temporali localmente forti associati anche a grandine più probabili tra Lombardia e regioni di nord-est. Sulla Sicilia il tempo resterà nel complesso buono, per lo più asciutto ed ampiamente soleggiato, ma soffierà parecchio vento, teso a tratti vivace, principalmente da nord-ovest, anche il moto ondoso in conseguente aumento. Le temperature diurne, specialmente sulle aree sud-orientali, saranno anche prossimi ai 25-26 gradi, valori più contenuti invece altrove. Uno sguardo alla giornata di venerdì, che non avrà grandi cambiamenti. Il sole resterà prevalente su buona parte dell'isola, salvo della nuvolosità di passaggio, ma per lo più innocua. Non darà luogo a conseguenti effetti significativi. La ventilazione ruoterà da sud, le temperature diurne saranno prossime un po' ovunque ai 25-26 gradi. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando all'app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo. Ed eccoci tornati in studio a Buongiorno Sicilia, sono le 8:54 minuti, la linea va subito a Palermo, al nostro Marco Gullà, che non sta prendendo il sole, che vorrebbe tanto stendersi sulla spiaggia di Mondello, ma per il momento la spiaggia di Mondello è certamente obiettivo di altri discorsi, non solo quelli legati alla Tintarella. Allora, a te Marco la linea. Sì, buongiorno Roberta. Diciamo che c'è un pochettino di fresco e insomma, forse non è il giorno adatto per prendere la prima a Tintarella. Oggi per Mondello è una giornata fondamentale, tra oggi e domani, decisiva, perché appunto c'è questa udienza che a breve inizierà del Consiglio di Giustizia Amministrativa, che appunto deciderà ovviamente se revocare o meno questo litorale all'italo-belga. Una vicenda davvero appuntata, una telenovela che è iniziata con un blitz da parte dell'onorevole Ismaele Lavardera assieme a Matteo Alisei di Più Europa, e tra l'altro loro, in segno ovviamente anche di non di protesta, ma comunque di attesa, di countdown, hanno trascorso tutta la notte qui in spiaggia. Ve li mostro, eccoli qui, anche con Ismaele Lavardera, che vediamo assolutamente, diciamo, accampamento assolutamente provato, diciamo, da questa notte. Insomma, una notte qui in spiaggia. C'è anche Matteo Alice di Più Europa. E subito parliamo con Ismaele. Un countdown che è iniziato ieri pomeriggio e che probabilmente, insomma, durerà tutta la giornata di oggi, chissà anche domani. Siamo in attesa tutti di questa udienza, di questa decisione. Ismaele. Sì, una decisione che cambierà il futuro di questi 3 mesi a Mondello, è una decisione che Palermo, la Sicilia aspetta, non si può tornare indietro, è una decisione che va al di là di una bega amministrativa, è un modo di intendere lo Stato. Lo Stato non può permettere di far passare il messaggio che a gestire la spiaggia debba essere un privato, a maggior ragione un privato che al proprio interno ha soggetti vicini alla mafia di questa borgata. Questo non può accadere. Se dovesse accadere questa cosa è un messaggio devastante, ma io sono sicuro che il CGA sceglierà coscienza e coscienza. Senti, cambia qualcosa rispetto a questa decisione? Perché una sospensiva, la conferma della sospensiva potrebbe appunto nuovamente, insomma, permettere all'italo-belga di lavorare sulla spiaggia. La cosa incredibile è che non si entra nel merito, il CGA oggi non entrerà nel merito della giustezza o meno della ovviamente battaglia, entrerà nel merito della nella sospensiva, quindi potrebbe dire: nel frattempo sospendiamo, facciamoci fare l'estate e poi dopo
potremmo anche scoprire che avevamo ragione noi, e questo è il paradosso. Siccome il periculum non c'è, per il termine tecnico, perché sia comune e regione hanno fatto un piano spiagge che è nelle condizioni di garantire il futuro di questa spiaggia, quindi non c'è il pericolo che si ricorra alle armi, così come diceva il presidente del CGA, è possibile dare un futuro diverso, è possibile far dimostrare che questa spiaggia può essere gestita dalla cosa pubblica. Noi siamo fortemente preoccupati che questa cosa possa accadere, ma siamo altrettanto fiduciosi rispetto al fatto che siamo davanti a dei giudici che ovviamente vogliono anche tutelare l'immagine del nostro Stato italiano. Allora, sotto questo punto di vista, io ovviamente sono fiducioso. Intanto insomma gli facciamo anche i complimenti per la determinazione, sembra insomma una sorta di, manca il falò insomma quando si veniva con la chitarra. E qui abbiamo anche il presidente di Più Europa, tra l'altro lei assieme a Ismaele Lavardera, credo un anno fa avete fatto quel blitz qui proprio sulla spiaggia di Mondello, e da lì è nato tutto, da lì è iniziato tutto. Assolutamente sì, proprio da questo luogo, proprio in questi metri è partito un anno fa la nostra avventura, quando qui c'erano tornelli e recinti che circondavano le nostre spiagge, lasciando soltanto una porzione piccolissima di spiaggia, di battigia, alle persone che volevano andare in spiaggia e al mare senza pagare decine di euro al giorno all'italo-belga, con invece gli stabilimenti che erano mezzi vuoti, a differenza appunto di quella striscia, di quel lembo di spiaggia. E noi siamo arrivati anzitutto per i tornelli, per i recinti che c'erano, per contestarli, e li abbiamo fatti togliere in tutta la regione Sicilia, in tutte le spiagge siciliane. E poi però è emerso molto di più, sono emerse le ambiguità, insomma i rapporti molto molto pericolosi della società italo-belga con soggetti particolari e con famiglie mafiose. Quindi di fronte a tutto questo speriamo che si possa andare avanti, si possa avere una stagione libera con i cittadini che, come in queste settimane già stanno facendo, possono andare liberamente al mare, con ovviamente tutti i controlli e le attenzioni da parte delle istituzioni. Non possiamo affermare che per avere e per godere di questo mare dobbiamo per forza avere la gestione dell'ordine pubblico della stessa società che da 116 anni aveva il monopolio delle spiagge. Lo può benissimo fare il comune, la regione, le varie istituzioni, con l'attenzione e il rispetto che i cittadini siciliani hanno già dimostrato di promuovere, di portare avanti in queste settimane. Abbiamo anche Roberta, Sì. insomma ci sono anche tanti attivisti insomma che fanno parte anche del movimento di controcorrente di Ismaele Lavardera. C'è anche Dino Giarrusso che insomma tra l'altro insomma è stato tutta la notte qui, e forse è l'unico che ha dormito, che ha riposato insomma in maniera serena. Serena, abbiamo dormito qui, ma mi sembrava doveroso esserci, perché la battaglia di Ismaele la condivido al 1000%, e anche insomma Matteo Allis ha girato anche altre spiagge d'Italia, e questa è simbolica perché liberare Mondello, che per Palermo e i palermitani, come tutti noi siciliani sappiamo, è la spiaggia per eccellenza, significherebbe probabilmente dare il via ad una gestione diversa delle spiagge, perché l'Italia è io mi aspetto, allora, questa decisione che tra l'altro arriverà tra oggi e anche potrebbe arrivare anche domani. Probabilmente arriverà oggi, ma potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Però parliamoci chiaro, questa decisione dirà soltanto se, non è la decisione definitiva, comunque vada, dirà soltanto se si può sospendere, diciamo, il blocco per italo-belga, e quindi provvisoriamente dare l'estate italo-belga, per poi avere una decisione reale e definitiva alla fine della stagione. Però quello che voglio dire io, da ex deputato al Parlamento europeo, è che in tutto il resto d'Europa, per esempio in Francia, paese a noi molto vicino, le spiagge hanno una percentuale tra spiagge libere e spiagge date in concessione opposta a quella dell'Italia. Cioè la maggior parte delle spiagge sono libere, se poi uno vuole prendere gli ombrelloni, i lettini, il bar, tutto quello che vuole, c'ha le spiagge in concessione. Da noi è il contrario, la spiaggia viene spesso sottratta ai cittadini e diventa un business per i privati, e questo non va bene. È giusto avere le strutture che devono pagare un canone adeguato, cosa che in Italia sappiamo non fanno, perché peraltro si arricchiscono e danno pochissimo all'erario, ma non può essere né preponderante il privato, né soprattutto, come ha detto prima Ismaele, una società che poi ha al suo interno personaggi poco trasparenti, soprattutto in una terra come la Sicilia, dove c'è mafia. Secondo me non ci può essere gestione della cosa pubblica.
Roberta, Marco, sì, Marco, non so se mi sentono in questo momento, intanto li saluto e faccio i complimenti per questa forza, devo dire, non da poco. Ismaele, allora, buongiorno. Buongiorno. Mi domandavo dal pronunciamento del CGA, quello che poi si era dato quasi il ritorno e il via libera alla italo-belga, che subito si era messa in movimento nuovamente, no? Si era rimessa in movimento. Al pronunciamento di oggi, mi senti? Sì, ti sento. Allora, al pronunciamento di oggi c'è un lasso di tempo. In questo lasso di tempo evidentemente ci sono stati dei movimenti, no? Che possono far presupporre un risultato piuttosto che un altro. Sì, stranezze, esatto, da una parte il comune, la regione, abbiamo parlato per esempio di fondi della regione destinati alle spiagge libere della nostra isola. Insomma, questo nuovo pronunciamento di cosa potrebbe tenere conto questa volta? Perché il tema cruciale di chi non capisce anche, insomma, non è mastica di diritto amministrativo, è una materia complessa, ho dovuto fare anch'io qualche ripasso. L'ordinanza del Presidente verteva su una questione, cioè siccome non si sa, la Regione e il Comune non sono stati in grado di dare un'alternativa, per evitare il periculum, quindi l'ordine pubblico, il disastro, la gente che in qualche modo non sappia cosa fare, in questo momento è meglio in questo momento sospendiamo e capiamo e mettiamo in mano la italo-belga. Sì. Ma siccome in questo periodo sia il sindaco di Palermo, mio avversario politico con cui abbiamo avuto diversi scontri, sia l'assessore Savarino, mia avversaria politica con cui abbiamo avuto diversi scontri, ma a cui riconosco a entrambi che hanno presentato un piano dettagliato, quindi non c'è il pericolo che non ci sia una gestione oculata, perché hanno dimostrato, torto collo, che comunque c'è un'alternativa per questa spiaggia. Esatto. Quindi il CGA non può non tenere conto di questo elemento nuovo, chiaramente elemento che ha portato l'Avvocatura dello Stato a presentare una memoria chiaramente dettagliata. Siamo molto fiduciosi e sarebbe incomprensibile un'altra fine della storia, perché un'altra fine della storia sarebbe una sconfitta per tutti. Ricordiamo la Fondazione Falcone, Libera, un sacco di associazioni antimafia si sono schierati apertamente perché il CGA possa esprimere, perché questa non è una semplice sentenza amministrativa, certo. è molto di più, è uno spaccato anche di antimafia importante. Assolutamente, tra l'altro Marco, ho la sensazione, anche per quello che ci avete raccontato da Palermo, che la gente, quella che frequenta la spiaggia di Mondello, è assolutamente dalla parte di chi sta lottando per, diciamo, liberarla da quei tornelli e da quella gestione. Ho capito bene? C'è stato da ieri ad oggi centinaia di persone che veramente ci hanno guardate, ci mostriamo cibo, caffè, un saluto, una stretta di mano, un'andata avanti, fino a mezzanotte, fino all'1 sono stati con noi. Poi per emozione veramente si è buttato un vento una burrasca di maestrale veramente importante, e anzi 5 persone hanno resistito col sacco a pelo e hanno dormito con noi. Quindi veramente è una battaglia non nostra, di Alisei, di Lavardera, di Gianrusso, di chiunque esso sia, è una battaglia delle persone per bene in questa terra, che vogliono ovviamente non far passare un messaggio devastante, che davanti a una società che, ricordiamolo, lo dice la prefettura di Palermo, affidava il 50% dei lavori a una società che ha avuto un'interdizione antimafia, la GM Edil, dove lavorava il capomafia di questo quartiere. Sarebbe veramente una sconfitta per tutti. Bene, aspettiamo Marco, a questo punto tu preparati, perché dovrai ovviamente raccontarci come andrà a finire nel corso dei nostri telegiornali. Attendiamo ovviamente l'esito di questo provvedimento, di questa sentenza del CGA, e per il momento ci salutiamo. Assolutamente sì, Roberta. Da Mondello probabilmente, insomma, tra oggi, insomma, al massimo domani mattina arriverà, insomma, questa decisione che, come appunto hanno anche detto Lavardera, ma anche il presidente di Più Europa, insomma, è una decisione storica, al di là di come finirà appunto per questa spiaggia, per la spiaggia di Mondello. Grazie a Marco Gullà naturalmente. Noi a questo punto ci tuffiamo in un altro mare, quello delle stelle, che poesia oggi con l'oroscopo, sentiamo.
Buongiorno ai 12, la Luna oggi passa dal razionale Saturno al turbolento Marte. Le emozioni quindi sì, tendono a lasciarsi un po' andare. Cosa accade nello zodiaco Ariete? Per voi le emozioni sono travolgenti, sono giornate molto piene di qualcosa che sicuramente ha a che fare con una vostra piacevole riuscita sentimentale. Toro. Per voi oggi le notizie sono abbastanza morbide e intuitive, qualcosa capta la vostra attenzione ma non sapete ancora bene definire cosa. Riuscirete comunque a tradurre in parole ciò che sentite verso sera quando vi confiderete un po' con il partner. Gemelli, per voi la giornata oggi è segnata da una bella Venere che finalmente comunica un po' meglio col resto dello zodiaco, quindi si appianano alcune divergenze e si pone un livello di intesa con il partner molto maggiore. Cancro, per voi oggi è una giornata molto intensa, Sole e Mercurio non fanno altro che bombardarvi di stimoli e darvi tutte le possibilità per trovare delle soluzioni immediate e veloci ad un vostro progetto che richiede una grande mobilità. Leone, per voi oggi è una giornata veramente molto importante, le sicurezze che percepite, le azioni che potete ancora realizzare, il vostro margine aumenta di molto, per cui oggi più entusiasti e motivati darete anche molto di più bene in amore. Vergine, per voi oggi è una giornata che esige una grande presa di posizione, proprio perché forse vi troverete nelle condizioni di fare capire alla vostra equipe, alla vostra squadra, che è il momento che passate voi a capitanare la faccenda e che tutto venga svolto secondo la vostra volontà. Non vi sbaglierete sicuramente e dimostrerete una capacità di strategia non comune. Bilancia, per voi oggi la giornata è un po' presa da pensieri che prima sembrano un po' claustrofobici, un po' limitanti e che poi invece diventano possibilità d'azione che sfrutterete in tutte le maniere per portare a compimento un vostro progetto. Scorpione, oggi la luna è un po' distante dal vostro cielo e non dialoga molto bene con voi. Cercherete infatti di trovare una condizione di dialogo ottimale con chi vi sembra un po' distante. Sagittario, luna di trigono per voi che vi fa vedere più chiaro il percorso da fare e soprattutto come agire per intercettare meglio i vostri desideri, i vostri bisogni e le vostre ambizioni. Capricorno, luna di quadratura per voi, una luna che però non riesce a trattenere la voglia di pianificare ancora. Molti Capricorno hanno deciso di diventare padri, è un ottimo periodo per questo segno zodiacale. Acquario, potreste riuscire in un progetto veramente molto complesso, ma a voi piace vincere in squadra e soprattutto con un aiuto che è una compagnia femminile che vi aiuterà moltissimo. La luna oggi è complice per la realizzazione di progetti grandi e ambiziosi. Pesci, per voi oggi la luna parla di grande novità a livello economico, potete progettare qualcosa di veramente molto valido per aumentare la vostra qualità di vita. E questo era l'oroscopo per la giornata di oggi a cura di Marco Amato. Noi fra pochissimo ci collegheremo con la playa di Catania dove c'è questa giornata intensa del Palio d'Ateneo. Prima andiamo con la nostra Emanuela, lo vedo già l'articolo, parliamo di musica. Parliamo anche di Sal Da Vinci perché insomma oggi è protagonista sui quotidiani, vediamo per esempio sul Corriere della Sera in questo servizio di Andrea Lafranchi, vincere l'Eurovision, dice appunto Sal Da Vinci, è un sogno. Da Vinci è il più visto sui social del festival, ottavo per i bookmaker, favoriti però Finlandia e Grecia. Finlandia con Linda Lampenius assieme a Pete Parkkonen e poi il candidato greco invece che è Akitas. Questi sono appunto i due favoriti secondo
secondo i pronostici. Vediamo ancora Salda Vinci sulle pagine dello spettacolo della Sicilia. Porto gli ultimi all'Eurovision, mi sento un operaio, un artigiano della musica, un dispensatore di sentimenti. Per sempre sì, il brano vincitore di Sanremo da febbraio ha accumulato oltre 37 milioni appunto di streaming. Beh, insomma, secondo me ci saranno sorprese. Io questa vaga impressione lo sapremo domani per la finale dell'Eurovision. Allora, grazie Emanuela per gli aggiornamenti di oggi. Noi ci fermiamo per una pausa e subito alla Playa di Catania con Edoardo Sergi. E siamo ancora a Buongiorno Sicilia, come vi avevo detto, oggi parliamo della seconda giornata del Palio d'Ateneo, l'Università di Catania è protagonista e andiamo subito sulla spiaggia della playa che oggi abbiamo visto nelle nostre immagini nella prima parte della trasmissione, lo vedete, Edoardo Sergi è già collegato e sullo sfondo le attività di questa giornata. Edoardo, a te. Ciao Roberta, buongiorno. 21esimo palio che è iniziato ieri con una parata stupenda nelle vie del centro catanese e insomma è una di quelle cose di cui un po' noi abbiamo il privilegio di raccontare, perché un palio del genere penso che esista in altre parti d'Italia ma addirittura del mondo, e allora si sta riscaldando un po' quella che è l'atmosfera ma soprattutto la rivalità fra medicina e ingegneria, perché ogni anno sappiamo che ci sono due atenei che sostanzialmente si sfidano, due dipartimenti dell'ateneo che si sfidano e che sono con una, diciamo, agguerrita competizione. Noi abbiamo qualcuno già alle nostre spalle, sia dei medici, che sono le furie rosse, quelli vestiti di rosso, sia gli ingegneri, che sono particolarmente in questo momento in un momento di fair play, ma potrebbe succedere poi dopo qualcos'altro. Allora, intanto io chiedo di esporre cosa succede oggi ad Andrea, perché iniziate oggi con delle gare in spiaggia, siamo in spiaggia, quindi cosa si farà nella mattinata di oggi? Faremo canoa, beach soccer, beach volley, beach tennis. Quindi ce ne sono anche altri come giochi di carte, briscolo, e vediamo come andrà. Allora, diciamo, mettiamo un po' di pepe a questa situazione. Tu sei ingegneria, ti vedo qua con un leone, e allora chi vince quest'anno? Economia. Economia, che l'anno scorso è da terza, perché questo? C'è un outsider quindi? Perché ogni tanto bisogna dargli anche adito a qualcuno che ci crede ma non ci arriva mai. Quindi... Poi qual è la disciplina in cui siete più forti? Allora, non vorrei buttarmi la zappa sui piedi, però sul tiro alla fune dovremmo essere abbastanza sicuri. Perché siete più grossi? Cos'è il vostro punto di forza? Ci piace mangiare. Ci piace mangiare. Allora io chiedo ancora, vi riuscite a bissare il successo quest'anno? Ci proveremo a difendere il nostro palio. Tu cosa farai? Canti, no? No, niente. Io osservo. Sei qua di rappresentanza, però motivi ragazzi, perché ti vedo col megafono. Allora facciamo vedere, perché qua c'è un'atmosfera da stadio, perché ci sono megafoni, striscioni, fumogeni. Ieri già avete fatto di tutto. Organizzatissimi, tutti i dipartimenti molto organizzati. Quindi non si sa chi vince quest'anno però. No, io sono d'accordo, anzi noi medicina siamo d'accordo, economia vincerà quest'anno. Economia. Allora salutiamo tutti gli economisti, fra l'altro stamattina c'è stato ospite proprio il professore Faraci. Allora vediamo se c'è qualche altro di medicina, vieni Teo. Allora, voi sempre di medicina avete questa responsabilità, un po' sentite la pressione? No, nessuna pressione. Voi in cosa gareggiate? Allora, noi siamo abbastanza fedeli al nostro lavoro, selezionatori di pallavolo e beach. E la squadra come la vedi? Bene, devo dire bene. Aspettiamo che iniziano le gare, quindi preferiamo non parlare. Tu gareggerai? No, io sono sempre un selezionatore di pallavolo e beach, insieme a loro. I selezionatori sono quelli più attivi nella sfida di oggi, perché devono stare attenti a quelli che sono anche i giocatori che scenderanno in campo. Tu te ho detto che gareggi, no? Neanche tu. Sempre selezionatore, sempre Okay. pallavolo. Allora, troviamo qualcuno che gareggia. Intanto troviamo chi suona il tamburo. Tu che abilità hai, oltre quella di... non gareggi, no? Suona pure ignoranza. Facci cosa canterete? Qualcosa? Farete un coro? Sì, abbiamo diversi cori. Allora, ho preparato un coro, allora prepariamo un coro che è una cosa carina. Questo è per motivare gli studenti di ingegneria che quest'anno invece hanno non la pressione perché ovviamente non hanno vinto, però sono stati secondi, quindi magari vorranno in qualche modo vincere, provare a vincere quest'anno. Allora ascoltiamo, avete preparato quanti cori? Partite, si stanno preparando. Fino a quando io vivrò e canterò, fino a quando io vivrò e canterò, fino a quando io vivrò e canterò, fino a quando io vivrò
ingegneria, canta forte insieme a noi, ingegneria, canta forte insieme a noi, ingegneria, canta forte insieme a noi, ingegneria. È bellissimo questa atmosfera di festa, Roberto. Bene. Allora vi io, lascio... Robby, prima di restituirti la Sì. linea, anche perché non sento quasi nulla, ti volevo fare parlare uno degli organizzatori del Palio di Medicina. Sì, perché tu devi sapere che lui, il giorno del suo compleanno, mi ha chiamato mentre ero in diretta, io poi l'ho richiamato e mi chiedeva di fare lo sponsor, io ovviamente gli ho chiuso il telefono in faccia, però c'è un po' il piacere di organizzare, di essere fra i promotori di questo Palio di Medicina. Allora, diciamo che noi siamo una grande squadra. Il piacere dove sta? Sta nell'imparare a organizzare un evento. Questo sicuramente, a noi non torna niente, a noi torna solo il lavoro di squadra e ciò che impariamo ovviamente a lavorare tutti quanti insieme, basta. Però certo è un grande piacere. Bravo, complimenti. Comunque, il Palio andrà in scena oggi, ma anche domani con la giornata finale conclusiva dove poi verrà eletto il vincitore nella serata. Ricordaci solo quali sono le discipline che si svolgeranno domani. Allora, domani sicuramente tratteremo tutti quanti gli sport sulla terra, quindi atletica, pallavolo, basket, calcio, diciamo tutti quelli che possiamo trattare appunto sul terreno, quindi anche pallavolo. Insomma, ora non mi stanno venendo, sono veramente tantissimi gli sport che facciamo domani, però speriamo che la nostra squadra abbia il meglio su tutte. Bene, c'è una presa in giro a quelli di economia che quest'anno hanno la pressione di vincere perché sono l'outsider, quindi tutti stanno mettendo pressione all'outsider appunto. Roberta, io ti restituisco la linea perché qua c'è un'atmosfera di festa incredibile. Allora, quindi, dopo insomma, avere qual è la appreso... migliore occasione per salutarti? Sì, Edoardo, dopo aver appreso che tu chiudi il telefono in faccia ogni tanto, sta cosa la dobbiamo chiarire, ma scherziamo naturalmente, riprendiamo la linea dallo studio. Naturalmente ricordiamo il Palio è l'Università di Catania, il CUS, dunque tutti gli studenti che hanno saputo e sapranno ancora trasformare in una grande festa questa idea bellissima del Palio che comprende anche delle esibizioni canore, quindi insomma sarà anche quella di oggi una giornata davvero molto interessante. Buongiorno Sicilia, finisce qui da me ovviamente il grazie per averci seguito, l'appuntamento a domani mattina, venerdì, con Angelo Gagliano, come sempre, alle 8.